No, I'm not a writer. Le guacche, sperare non ci sia il toro, se no bisogna espatriare dall'altra parte. No, più che altro il discorso è che ci sono i vitelli, hai capito? Non vorrei mi incornassero per i vitelli, ma io sto qua a distanza, quindi... Mucchina, ti sei incuriosita, ma sto solo cambiando le robe alla pro qua, le batterie, amore, non sto facendo nient'altro, sai? Dai. Eccoci signore guacche, buongiorno. Oh, c'è anche il signor Vitellino. Ciao signor Vitellino, che bello. Il signor Vitellino? Adesso che sono dall'altra parte della sponda, allora non vi avvicinate, allora posso anche scavalcare e venire di là, che non mi incornate? O sì? Non lo so, proviamo? C'ho un po' di paura, c'ho un po' di timore, però... Cosa c'è? Ero appena deciso a venire di là e adesso mi fate i muggiti della foresta. Ah, e mucche, non si fa così! Anche perché avete i cornetti, in mezzo a tutte queste mucche comunque bene o male c'è comunque sempre anche il torello, tipo questo qua bianco. Però fammi vedere il torello se mi si avvicina. Vieni torello! Ah, hai paura, indietreggi. Quindi se indietreggiate, dai, posso anche entrare. Play. Buongiorno. Ciao, non guardarmi così, non guardarmi così che io vorrei passare di qua. È vero che forse sembra un po' un predatore in carica, ma non lo sono. Ma se mi guardate così, porca troia, come faccio a entrare? Cosa? Cosa? Dai, entriamo via. Hop. Eccoci qua, sono entrato. Oh. Sì, avete visto che alla fine ce l'ho fatta. Ho vinto anche le mie paure di essere incornato da sto toro qua, perché è anche bello muscolosetto. Quello a destra, quello a sinistra non ho paura di lui, di me. Però insomma, hai capito? Perché? Perché hanno i vitelli. Cioè già il toro difende le mucche di per sé, in più sono anche i vitelli, bisogna stare molto attenti. Quindi io imparo dalla natura, imparo dalle marmotte. Sì, sì. Aspetta, se devo parlarmi. Addio. Mi incazzo. Allora stavo dicendo, imparo dalle marmotte. E le marmotte, quando c'è un pericolo, si mettono subito vicino alla tana. Stanno fuori, ma attaccate alla tana, così se succede qualcosa, tac, sono dentro la tana. E io cosa faccio? Sono sì fuori, però sono vicino al filo cosato, no? Così se succede qualcosa che tipo mi volete incornare, io tac, vado dall'altra parte. Hai capito? Sono troppo intelligente, me l'ha insegnato le marmotte. Ok, ora si è avvicinato quel fatidico momento in cui voi vorreste passare di qua, però ci sono io e c'è questo scontro di prossemica, che è un po', secondo me, ciò che fa scaturire anche, o che ha fatto scaturire tante guerre, no? C'è il bisogno del proprio spazio, l'avere la tranquillità, il pensiero di dire il mio spazio va da qui a lì. Come quando il Re Leone diceva a Simba, no? Quando era piccolo, diceva, vedi Simba, tutto quello è tutto nostro, uguale un po' voi guacche. Cioè, se adesso il vostro, visto che siete animali da pascolo, il vostro si sposta continuamente, no? Un po' come me che sono zingaro, capisci? Cioè la vostra casa, la vostra prossemica si sposta in base ai movimenti che voi fate. Non siete territoriali come il leone, che dite, ma il mio è da qui a lì. No, essendo animali da pascolo voi ragionate così. Quindi, pascolando verso di qua, adesso la vostra casa si scontra con la mia casa. La vostra prossemica si scontra contro la mia prossemica, che la mia prossemica, vi dirò, è anche gentile, cioè vi dice benvenuti, venite pure fin qua. L'unica cosa, il mio istinto di sopravvivenza mi dice, Yuri, farsi incornare non è bello. Ecco, sì, esatto, vedi che ha fatto anche la rappresentazione su dell'audio, ha detto tac, la cornata, e gli sta spiegando, gli sta traducendo in mucchese, gli dice incorning is not too bad, hai capito? Adoro le mucche, le adoro più dei cavalli. La mucca è un animale molto, molto amorevole veramente, a
parte ti ho detto qualche eccezione in cui vengono maltrattate, allora sono molto schive e anche insomma ti mandano a quel paese se gli vai vicino. Io una volta mi sono preso una mezza incornata, cioè una incornata, una spintonata, che giustamente quando le sono stato troppo vicino mi ha detto scusa ma che cazzo vuoi, cioè va via, stai il tuo, no? Mentre altre invece sono proprio incuriosite da te e si avvicinano. Queste sono una metà via, sono sia incuriosite, sono anche tranquille, perché insomma vedi, quella si è sdraiata per terra, quindi significa anche che è tranquilla, però non si avvicinano. Non si avvicinano, di solito ti leccano, ti cosano. Guarda, guarda il vitellino che mangia dalla mamma, guarda che bello. Guarda che spettacolo della natura, guarda. Bello vedere le mucche libere e i vitellini che possono essere allattati. E di solito no, vedi come funziona, perché nascono i vegani. Infatti anch'io all'inizio mi dicevo, ma che cazzo di schifo ti fa mangiare un po' di latte, sai? Una roba che esce dalle tette di qualcun altro, vabbè, insomma, sempre tette sono, no? Perché alla fine, praticamente, per fare il latte la mucca deve fare il vitello. Cioè è normale, non è che la mucca fa il latte così da sé, come pensavo io una volta, no? Da ignorante, giustamente. Quindi la mucca deve fare il vitello, ma cosa succede se fanno tanti vitelli, che siano maschi o che siano femmine, sono troppi, cosa se ne fanno? Devono comunque ucciderli e quindi alla fine le fanno riprodurre di continuo per fare i vitelli, di cui poi faranno carne e faranno carne anche di loro, cioè è una sorta di incubo se io fossi una mucca. Poi non sono una mucca, insomma cerco da essere umano di stare nel mio e di fare meno danni possibili, insomma, in questo paradiso inferno in cui sono stato catapultato in qualche modo. Certo, chiaro, se fossi in una situazione in cui sto morendo di fame, non posso coltivare, non posso nutrirmi in nient'altro modo, certo che non so come, perché sono anche grandi, cioè tipo questa, come faccio a ucciderla? A parte che mi stava simpatica, vabbè, ma stiamo parlando di casi di necessità, insomma, in natura, come faccio io a uccidere sta qua? Però metti insomma che in qualche modo ci riesco, poi dovrei aprirla, non so neanche con cosa, cioè in natura, non ho i coltelli, magari con qualche pietra appuntita, dopo verrebbero fuori tutte le budella, tutto il sangue, che schifo. E mettere in bocca tutta quella roba lì, beh, poi vabbè, ovviamente cucinandola, bruciandola e mettendogli anche le spezie è tutt'altra cosa, chiaramente. Ok, c'è il torello qua che mi ha già puntato, faccio niente bello, faccio niente, tranquillo, guarda. Mucchina, tu mi sei venuta anche vicino, ma io sono dalla parte tua del recinto, quindi insomma, sai, stai nel tuo, eh? Perché finché sono là problemi zero, qua sei anche in tanti, cioè tu capio? E insiste, stai nel tuo, ciccia, stai nel tuo. Oh, sono molto vicino a questi cavalli che mi hanno un po' puntato, ma non faccio niente, no? Perché sei grosso e di quelle zampone molto muscolose. A parte che io ci metto un attimo a andare sotto la recinzione, però insomma, state nel vostro, io sto nel mio. Voi state nel vostro, io sto nel mio.
Ancora, ma no, ma avete già nostalgia, ma no, ci vediamo alla prossima, ma state nel vostro, ma guarda che lavori, Dio, dai, non posso portarmi a casa anche le mucche, cos'è il CP? Cazzo, si sono affezionate e mi stanno riseguendo, ma che lavori? Una roba da matti, pazzesco, è una scena bellissima comunque, da vivere. Dopo la mia cazzo di reflex non so cosa combina, però veramente bello. Comunque mi stanno proprio seguendo, adesso vengono qui, una roba incredibile, mi tocca far pausa con loro.